Buonasera, siamo qui con Nicola Giordanelli, presidente del CUS Sassari. Salve Presidente. Volevo chiederle quanto è soddisfacente avere una squadra come la sua che non faceva nemmeno parte del girone Elite in finale quest'oggi qui a Oristano. Beh, credo che questo qua sia il premio al lavoro svolto durante l'anno dai tecnici in generale, da tutto lo staff del CUS, soprattutto dal tecnico, dall'allenatore Ribichesu. Arrivare dopo chiaramente aver vinto un titolo provinciale a giocarsi direttamente una finale regionale, credo che sia per noi motivo di orgoglio, ma anche chiaramente un giusto premio al lavoro svolto durante tutto l'anno. Sicuramente c'è qualche cambiamento in programma per l'anno prossimo, qualcosa di nuovo, ci dica. Allora, noi abbiamo individuato 2 anni fa un progetto con dei tecnici qualificatissimi e quindi è un progetto che tendiamo a portare avanti e ci dà come prospettive, come via di uscita chiaramente la promozione che abbiamo effettuato quest'anno con la prima squadra. Chiaramente tutto quanto va costruito col tempo, partendo chiaramente da quello che è il nostro progetto partito 2 anni fa e che si deve concludere chiaramente in lunga data, non sicuramente oggi. Dopo la vittoria col Carbonia per 3-1 in quella che è stata effettivamente una finale regionale, si aspettava la vittoria anche contro il Latte Dolce di arrivare fin qui? Guardi, noi abbiamo dei ragazzi che sono splendidi, molti di questi hanno avuto esperienza nella squadra di promozione, quindi come fuori quota, e quindi credo che un campionato maggiore gli dia quell'esperienza e quella giusta visione di gioco, giocare insieme alle persone più grandi, che poi alla fine trasferita nei campionati minori ti dà quel quid in più per poter chiaramente emergere. Io faccio i complimenti a tutte le squadre che noi abbiamo incontrato, perché io ho visto l'incontro con l'Oristanese, non ho visto quello col Carbonia, ho visto quello con Latte Dolce, i nostri diciamo cugini e vicini di casa che chiaramente hanno da anni portato sempre le squadre nelle finali regionali, e diciamo che a noi ci serve anche come esempio avere il Latte Dolce col quale insomma anche collaborare. Ok, grazie mille al presidente Giordanelli del CUS Sassari. Vesalio, Monreale e Barraccamanna, il 65% delle transazioni è targato Tecnocard. Mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi il tuo immobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni, non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rintubato. E se stai pensando di vendere, la soluzione è nel nostro ufficio. Noi garantiamo certezza. Guarda, sono proprio convinta. Aspetta un attimo. Buongiorno, è in cerca di soluzioni? Prego. Allora, vediamo 2 belle casette per lui. Una sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono 2 soluzioni indipendenti. Buona giornata, non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnoret. Amici di Directa Sport, sono Simone Satta e siamo in diretta da Oristano, dallo stadio federale Tino Carta, qui per raccontarvi la finale regionale della fase Elite per quanto riguarda la categoria allievi. A darsi battaglia saranno CUS Sassari e Sigma Cagliari. I ragazzi sassaresi allenati da Massimiliano Ribichesu hanno compiuto
una straordinaria cavalcata per arrivare sin qui. Non essendo nemmeno qualificati alla fase elite del campionato, hanno dovuto, oltre che a vincere il proprio girone, anche sconfiggere in quella che è stata a tutti gli effetti una finale regionale il Carbonia per 3-1, qualificandosi per le semifinali elite. Turno superato sconfiggendo nel doppio confronto il Latte Dolce. La Sigma Cagliari invece, qualificata come seconda nel suo girone elite, ha vinto la propria semifinale superando i sassaresi della Lanteri, vincendo agevolmente il match d'andata per 4-1 e pareggiando al ritorno. Ecco le formazioni ufficiali. Il Cus Sassari che si schiera con 1 Mulas Silvio, 2 Alzari, 3 Masala, 4 Pinna, 5 Dore, 6 Piana, 7 Viale, 8 Cabras, 9 Deriu, 10 Caggiari, 11 Saba. A disposizione Sircana con il 12, 13 Agri, 14 Dennari, 15 Maninchedda, 16 Fresu, 17 Pepe, 18 Pinna. Risponde la Sigma con in porta Lai Alessandro, numero 2 Medda, 3 Isola, 4 Delogu, 5 Melis, 6 Tosi, 7 Iba, 8 Piras, 9 Melis, 10 Brignone, 11 Valluzzi. A disposizione Cordeddu con il numero 12, 13 Grosso, 14 Cara, 15 Secci, 16 Onnis, 17 Congiu e 18 Beciu. Siamo quasi all'inizio della partita. Siamo giusto al saluto di rito fra i ragazzi, poi sarà tutto pronto per il fischio di inizio. Arbitra il signor Selva di Alghero, sarà coadiuvato da Ladu di Nuoro e Serusi di Oristano, sono loro i due assistenti. Ancora foto di rito per quanto riguarda la Sigma. Si scalda invece con il pallone il Cus Sassari. Tutto pronto, sarà del Cus Sassari il primo pallone, quest'oggi in maglia rossa, lo gioca lungo per Viale, subito Viale a sinistra, qui ancora il numero 7, Viale. Ancora Viale, cerca il fondo, guadagna subito un calcio d'angolo, subito aggressiva la formazione dei sassaresi, con un intraprendente Viale sulla fascia sinistra. Sarà calcio d'angolo. Parte con il destro il calcio d'angolo, palla spiove, va in porta ed è già il gol, c'è già il gol, è Davide Viale dal calcio d'angolo, ha segnato direttamente da corner dopo poco più di un minuto. Davide Viale, si trova già in vantaggio il Cus Sassari. È stato il numero 7 che ha battuto il calcio d'angolo e anche trovato il gol del vantaggio, probabilmente aiutato dal vento, ma era ottima la traiettoria calciata da Davide Viale. Inizio un po' shock per la Sigma Cagliari che si trova già a dover inseguire al primo affondo. Porta palla ancora la Sigma in difesa, lo fa con Melis che prova a mettere ordine, ha già perso il pallone, occhio ancora al Cus che cerca l'affondo, ancora Viale, libera Medda per la Sigma Cagliari, prova a tenere ancora in calpo il pallone il numero 3 Isola, riparte ancora la Sigma con un lungo lancio di Melis. C'è un fallo fischiato per la Sigma Cagliari, ha commesso un'infrazione probabilmente Cabras Gavino con il numero 8 per il Cus Sassari. Porta palla Tosi, lungo lancio di Tosi, cercare Valluzzi.
Ancora Valluzzi, occhio alla palla dentro, interessante per Melis, anticipa tutti Mulas, fa suo il pallone il portiere del Cus. Pronto a rimettere in gioco Silvio Mulas, il portiere del Cus Sassari, classe 2000. Lunghissimo il rinvio, va a cercare uno tra Viale e Caggiari. Trova invece un difensore della Sigma che mette in fallo laterale. Ancora Viale, mette giù il pallone Viale, ricomincia da Dore, gira con un buon fraseggio Alzari, ancora prova a portare la palla al Cus, cambio di campo, ancora Viale, prova a puntare la porta Viale, numero 7 dei Rossi, prova a mettere dentro un pallone interessante, non ha liberato benissimo la difesa della Sigma, lo fa ora con Medda Gianmarco, ancora palla lì però, con il numero 3 Masala, servito ancora da Viale, ancora Masala dentro, può controllare il cross Lai e rimettere subito il pallone in corsa per i suoi. C'è fallo fischiato sul numero 9 Melis Francesco della Sigma Cagliari. Batte la punizione il numero 5 Dore, cerca Valluzzi, trova invece la difesa del Cus che rinvia. Occhio ancora al pallone buono, anticipo netto di Medda, prova a rinviare, è già ripartito il Cus però con Viale. Viale si appoggia da Dore, sarà però rimessa laterale per la Sigma, se ne occupa Ibba. Dentro per Valluzzi, trattenuto Valluzzi, sarà calcio di punizione. Si occupa del calcio di punizione il numero 10 Brignone Nicolò, anche capitano della sua formazione. Parte Brignone col sinistro dentro, cerca Valluzzi, arriva prima un difensore del Cus, sparacchia via poi la difesa dei Rossi. Occhio ancora a Medda, esce però bene, palla al piede il Cus, lo fa con Viale, prova ad andare ancora via Viale, stavolta a Medda gli tocca via il pallone, rimette in gioco il pallone il Cus, lo fa con Masala che cerca Cabras, occhio alla palla dentro per Saba. Non difficile il compito di Lai qui, riesce a recuperare bene il pallone, occhio però ancora a Lai che è costretto al lungo lancio, la traiettoria è cambiata per il vento, la sponda ottima per Cabras, ancora Cabras prova a mantenere il possesso di palla al Cus, lo fa col proprio numero 8 che si appoggia dalle parti di Saba, torna ancora indietro il Cus. Occhio perché ha rubato il pallone la Sigma e lo ha fatto con Brignone. La palla però ha valicato la linea, sarà quindi rimessa laterale. Recupera ancora la palla Sigma, la perde però, occhio ancora a Caggiari. Caggiari serve ottimamente, un compagno che cerca prolungamento del pallone per Deriu. Buona l'idea, non la conclusione, ancora però ci sarà un altro fallo laterale, stavolta per la Sigma. Quando siamo al 7° minuto, risultato ancora sull'1-0 per il Cus, in virtù del gol direttamente da calcio d'angolo di Davide Viale. Ricomincia l'azione della Sigma da Medda, ancora Medda, dribbling di Medda, riuscito ottimamente, lungo lancio a cambiare completamente il fronte, deve stare attenta alla difesa del Cus qui, è molto bravo il numero 2 Cristian Alzari ad appoggiare al proprio portiere. Ottimo il disimpegno di Alzari, qui
Mulas, Silvio, lunghissimo rinvio, il vento porta la palla quasi dall'altra parte del campo. E comunque recupero Sigma che cerca Valluzzi lungo la linea. E comunque fallo laterale per il CUS Sassari. Rimessa con le mani, se ne occupa un difensore del CUS, cerca Cabras, svetta molto bene Piana, è ancora Piana, cerca e trova Viale, prova ad andare via Viale, in mezzo a 2 uomini, poi in mezzo a 4, lo stendono, il fallo è ad opera di Brignone Nicolò, il numero 10 capitano della Sigma, ha commesso fallo su Viale, punizione dalla zona mediana del campo per il CUS. Caggiari gira il pallone, il numero 10 del CUS, Piana, Dore, ancora Dore, cerca e trova Masala, Piana difende il possesso del pallone, Piana si appoggia poi da Alzari, ecco Dore, palla per Viale troppo lunga, ha chiuso molto bene Medda e dopo di lui anche Isola, palla però già recuperata dalla Sigma, lancio troppo lungo da parte del numero 4 Pinna, c'è stata un'incomprensione col compagno De Riu e allora Lai può rimettere in gioco il pallone, lo fa con un rilancio lunghissimo, c'è un fischio dell'arbitro, calcio di punizione per il CUS, se ne occupa Caggiari. Lungo lancio di Caggiari a cercare ancora la corsa del numero 11 Saba, palla leggermente troppo lunga e rimessa in gioco per il portiere della Sigma Cagliari, Alessandro Lai, portiere classe 2000, rimette in gioco il pallone, cerca ancora un compagno a centrocampo, la palla finisce fra i piedi del numero 9 Melis che mantiene il possesso di palla solo per un attimo perché Piana la sradica via dai piedi. È ripartito ancora il CUS, la palla colpisce l'arbitro ma stava per favorire De Riu, ancora palla CUS però con Cabras che prova a mantenerne il possesso, non c'è fallo secondo l'arbitro, può ripartire la Sigma allora, rischia qualcosa qui sull'attacco di De Riu, non è finita, l'arbitro fa giocare, allora Cabras, fino in fondo Cabras, stavolta fischia l'arbitro. Il CUS Sassari può usufruire di un calcio di punizione da ottima posizione, ha subito fallo Gavino Cabras, centrocampista numero 8 del CUS classe 2000, quando siamo al 10° minuto, risultato ancora di 1-0. Si appresta Simone Caggiari alla battuta, il numero 10 dei suoi, classe 2000. Potrebbe sia crossare per i 4 compagni che hanno riempito l'area che tirare in porta da quella posizione. C'è il fischio dell'arbitro. Parte Caggiari direttamente in porta. Palla leggermente troppo alta. C'era la potenza da parte di Caggiari, un po' meno la precisione, sembrava esserci. Comunque in traiettoria Alessandro Lai. Che portiere che si appresta a rimettere in gioco per i suoi. C'è un secondo pallone in campo, quindi sarà comunque lei a rimettere in gioco il pallone. Lo fa con un lungo rinvio con il destro, la palla spiove nella zona centrale del campo. Ancora Valluzzi che subisce l'intervento. Valluzzi è il miglior marcatore della stagione dei suoi, Enrico Valluzzi, numero 11 classe 2000. Prova ad andare via Isola, ancora Isola che porta il pallone fino in fondo, contrastato da Piana. Ancora Isola, prova a mantenere il possesso. Isola non è del CUS l'ultimo tocco, non sarà corner, o almeno così dice l'arbitro, quindi rimessa dal fondo per Silvio Mulas, altro classe 2000, portiere del CUS Sassari.
linea di difesa molto alta per i ragazzi sassaresi, anche perché la palla, il rinvio del proprio portiere è veramente lungo. Occhio ancora a Medda che prova a lottare, serve bene Brignone, ancora Brignone sull'out di destra, Brignone, c'è fallo fischiato a Melis che viene anche ammonito il capitano del Cus Sassari, anzi Dore, era Dore, ammonito Dore, Augusto Dore, capitano del Cus, numero 5. C'è anche calcio di punizione che se ne occupa Brignone della battuta di questo calcio di punizione. Metterà con il sinistro il cross per 5 compagni più uno al limite che hanno affollato l'area di rigore. Tutto pronto per la battuta. Aspetta solo il fischio dell'arbitro. Parte Brignone, va col sinistro, la palla spiove, arriva Valluzzi e il tiro, la grandissima parata ancora, il tiro ed è proprio Dore, ma c'era fuori gioco occasionissima per Melis di pareggiare questa partita. È stato bravissimo Silvio Mulas in porta, grande parata, grande istinto per Silvio Mulas. Sul secondo tiro non si può nemmeno parlare di occasione perché il gioco era già stato fermato dall'assistente Serusi. Rimessa in gioco da parte di Mulas, supera la metà campo ampiamente, poi palla spiove dalle parti di Isola. Ancora Isola mette fuori questo pallone, cerca e trova il proprio compagno Melis, la palla la mette ancora dentro il Cus però con Piana, poi De Logu ha recuperato però la palla al Cus con Alzari, prova ancora Piana ad andare via, la palla va dentro per Cabras che non controlla, poteva calciare in porta Riccardo Cabras ma ha già recuperato Caggiari il pallone per i suoi. Ancora però un attacco nullo del Cus, piazzato bene in difesa la Sigma, che ora prova con Isola a disimpegnarsi del pallone, lo fa alla fine Melis cercando Valluzzi. Occhio ancora a Cabras che tiene il possesso per i suoi, ancora Cabras cerca il triangolo con Caggiari, Caggiari cambia gioco completamente per Masala, 1-2 di Masala con Caggiari. Passano tutti dal numero 10 i palloni del Cus, occhio però ora con Viale in possesso di palla, cerca ancora Masala, occhio Masala non insegue più il pallone, lo lascia uscire la difesa della Sigma. Si occuperà quindi Lai Alessandro di battere fallo di rinvio, lungo rilancio di Lai, palla la tocca Piana a centrocampo, libera poi la difesa, prova ancora a disimpegnarsi il Cus, lo fa Maluccio qua con De Logu, allora può ripartire Valluzzi fino in fondo, Valluzzi mette dentro un grande pallone per Brignone che scivola, ancora la palla lì, Melis messo giù, non c'è niente secondo l'arbitro, allora libera la difesa del Cus, occhio perché i ritmi sono veramente alti qui con Cabras che prova a mantenere il possesso, occhio però ancora Viale, va via Viale, serve poi a destra il compagno Alzari, Caggiari ancora si occupa del cross, Caggiari va dentro a cercare uno fra Deriu e Viale, la palla la tocca comunque Lai e quando siamo al 17° minuto il risultato non cambia, sempre 1-0. Occhio a Madde che ha subito il fallo di Viale, quindi sarà calcio di punizione per la Sigma, se ne occupa Medda. Dentro Valluzzi cerca Brignone, era in offside il capitano della formazione cagliaritana,
Quindi sarà calcio di punizione per il CUS. È pronto Dore, capitano della formazione sassarese, a rimettere in gioco il pallone. Lo fa con un lungo lancio di sinistro nella zona di Caggiari, anzi Cabras. Mette giù Cabras, anche commesso fallo però il numero 8 del CUS Sassari. Quindi sarà calcio di punizione nella tre quarti difensiva per la Sigma. Se ne occupa Tosi. Lungo rilancio di Tosi, prova a lottare Valluzzi, alla meglio Piana, poi Caggiari, cerca De Riu, sarà fallo su Caggiari, quindi sarà ancora calcio di punizione per il CUS dentro il cerchio di centrocampo. Batte veloce Caggiari servendo il proprio capitano Dore, poi Pinna, ecco Alzari, ancora Caggiari, cerca la profondità Caggiari, provato ad arrivare De Riu, fischia fallo sì per la spinta di De Riu, perché in effetti l'ultimo tocco era stato di un giocatore della Sigma, quindi c'è calcio di punizione per i cagliaritani. Batte Tosi verso il proprio portiere, ancora là è servito da un difensore, qua rischia di scivolare, il vento porta indietro il pallone, occhio a Piana, cerca Cabras, ancora Cabras, prova l'imbucata, Caggiari, Caparbio prova a recuperare il pallone, sta arrivando ancora Caggiari dentro da De Riu, riesce a girare il pallone De Riu, tutto solo, Viale in area, Viale, palla altissima, palla alta da parte di Davide Viale, che occasione per il CUS Sassari qui, poteva già raddoppiare. Quando siamo al 20° minuto il risultato è sempre fermo sull'1-0. Un gol di Davide Viale dopo pochissimi secondi dall'inizio della partita. È pronto a rimettere in gioco il pallone Lai, fa con un lungo rinvio con il destro, cerca Piana di tornare in possesso, lo fa commettendo fallo però. Lo batte il numero 4 De Logu a cercare un pallone che non arriva, allora Federico De Riu per il CUS prova l'imbucata al compagno Saba, è della Sigma l'ultimo pallone, l'ultimo tocco del pallone, quindi rimessa in gioco per il CUS. Ancora lotta a metà campo la Sigma, riesce a uscire bene con il pallone, ancora il numero 4 Pinna, De Logu, palla dentro di De Logu per Brignone che mette giù, ancora Brignone, tutto col sinistro, Brignone capitano dei suoi, mette dentro, cercava servizio per Melis, la palla è comunque buona per uno tra Valluzzi e Ibba, è molto bravo però Silvio Mulas, fa suo il pallone. Lunghissimo rilancio di Mulas a cercare De Riu, prova a mantenere il possesso della palla la Sigma, palla leggermente troppo lunga, spizzata da Ibba, allora rimessa in gioco per il CUS con Cabras che viene atterrato da De Logu e sarà quindi calcio di punizione circa 45 metri dalla porta difesa da Lai. Se ne occupa il numero 6 Carlo Piana, classe 2000. Parte Piana col destro, palla molto lunga, non arriva De Riu, arriva, cerca almeno il tapin Alzari, palla troppo lunga anche per il tentativo in extremis del numero 2 dei sassaresi. Ennesima rimessa per Lai, non può andare corto, allora calcia via, il pallone su cui arriva Valluzzi, cerca la sponda Valluzzi, nulla di fatto, ancora palla in out e rimessa
Se ne occupa Masala, ma c'è cambio fallo fischiato al terzino del Cus Sassari. Sarà quindi rimessa in gioco Sigma con Medda che serve Ibba, cerca Brignone, libera ancora la difesa del Cus, ma non è finita la palla perché ancora molto caparbio numero 8 Piras della formazione del Cagliaritana. Occhio però al pallone che insegue De Riu, arriva nettamente in anticipo il portiere Lai che rinvia, poi Ibba non controlla e allora Viale può scappare via col pallone. Viale punta l'uomo, lo salta, ancora Viale, via Viale. C'è un intervento un po' scomposto del numero 6 Tosi, non c'è fallo secondo l'arbitro, allora rimessa in gioco con Piana, prova il tiro addirittura Piana, destro un po' velleitario da quella posizione, la palla si spegne molto alta sulla traversa. E quindi sarà rimessa dal fondo per Lai. Calcia Lai, cerca e trova Pinna che combatte a centrocampo, ancora Pinna, porta via il pallone, cerca dentro Melis. Ancora Melis, va via Melis in area, Melis prova a mettere il pallone dentro, chiuso da due uomini, Dore, l'uomo che riesce a portare via la palla e far ripartire i suoi, con Caggiari. Caggiari cerca Piana, si muove però Saba, ancora Saba che recupera il pallone, Saba dentro, Saba, Tosi, intervento un po' ruvido ma sicuramente regolare. Allora riparte la Sigma con questo pallone troppo lungo per Valluzzi, non perfetto il servizio di Brignone qua, è rimasto a terra un ragazzo del Cus. Si dovrebbe trattare di Saba forse, che viene aiutato a rialzarsi da un avversario. Rimessa laterale per il Cus, se ne occupa Masala. Recupera palla Caggiari a centrocampo e serve Saba. Dentro Saba, De Rius aspettava un pallone lungo, servito sui piedi, riparte comunque la Sigma con Ibba che cerca Valluzzi, arriva prima Dore che trova Cabras, prova ad andare Cabras, vince il rimpallo. Ancora Cabras non passa però su Tosi, che è molto roccioso il difensore della Sigma Cagliari, sta comportando veramente bene. Ancora Piana, prova a difendere il possesso della palla Piana. C'è fischia fallo di Valluzzi su Carlo Piana, entrambi giocatori classe 2000. Sarà calcio di punizione, se ne occupa Piana. Batte col destro Piana, cerca dentro l'inserimento che era arrivato con i tempi giusti di Alzari, molto vicino all'impatto col pallone. Peccato perché questa era una grande occasione per il Cus, poteva raddoppiare qui. Cristian Alzari, terzino classe 2000, andato molto vicino all'impatto col pallone e quindi a quello che sarebbe stato probabilmente il gol del 2-0. Riparte la Sigma con il lungo rinvio di Lai. Arriva però Viale sul rinvio del portiere, ancora Viale, prova a scappare col pallone Viale sul lato di sinistra, fermato in un primo momento da Medda, coadiuvato da Tosi, ma occhio a Valluzzi che riparte la Sigma con Brignone, ancora Brignone, dentro Brignone, tutto a sinistro, Brignone serve alla grande Melis tutto solo, ha pareggiato la Sigma, ha pareggiato Francesco Melis, 1-1, proprio Melis. Grande azione di Brignone sulla sinistra che porta via questo pallone, pareggia però Melis Francesco, classe 2000, il numero 9 della formazione cagliaritana, fa 1-1. Esplode la gioia del pubblico qui a Oristano, del pubblico di Fede Sigma. Sono in effetti più numerosi probabilmente i tifosi
della Sigma Cagliari, che qua non smettono di festeggiare il gol di Francesco Melis, che riporta in parità la partita 1-1. Tutto da rifare quindi per il CUS, parità arrivata al 28esimo minuto di gioco, al 27esimo minuto di gioco effettivamente, e quindi CUS che ora prova a riorganizzare le idee, lo fa con Caggiari. Dore, serve ancora il regista di questa squadra, Caggiari. Cerca un lungo rinvio Caggiari dalle parti di Saba, che mette giù. Ancora Saba, va via Saba col destro, prova a rientrare, serve Cabras. Cabras dentro da Masala, servito alla grande Masala, arriva prima Medda, scusate, che è anche l'ultimo a toccare, e quindi sarà rimessa CUS, che la spreca però. Riparte il numero 8 della Sigma, Piras. Serve Melis, scatenato Melis dopo il gol. Ancora Melis, progressione di Melis, va dentro da Brignone. Ancora Brignone, tutto solo Brignone, salta il portiere Brignone! Arriva il gol, ma c'è fuori gioco. Segnalazione di fuori gioco. Annullato quindi il gol del vantaggio della Sigma Cagliari. Fuori gioco del numero 10 Brignone, almeno questo ha visto l'assistente Serusi. Si è accesa improvvisamente la partita. Qua occasione gigante, aveva portato a segno il gol del 2-1. Comunque fuori gioco, e quindi quando siamo alla mezz'ora del primo tempo, sempre 1-1. Può manovrare dalla difesa il CUS, lo fa con Dore, che serve Masala. Masala cerca e trova Saba. Saba si appoggia a Piana, c'è il movimento di Deriu, l'ha visto Piana, libera Tosi per la Sigma e non riescono ad evitare il fallo laterale i compagni. Sarà quindi rimessa in gioco per il CUS. Se ne occupa ancora Masala, serve Piana, ricomincia da Saba. Cerca Deriu, la palla è troppo lunga, poteva arrivare Viale, ma è stato bravissimo Tosi. Sparacchia ancora la difesa della Sigma, palla arriva sui piedi di Saba. Caggiari cerca e trova Cabras, occhio a Cabras, il destro di Cabras non trattiene il portiere Lai, è comunque molto efficace il suo intervento, perché era un ottimo tiro quello di Cabras. Riparte il CUS con Saba, si sono alternati i due esterni, occhio a Deriu, in area Deriu, ha rischiato qualcosa qua il difensore Tosi, occhio perché qua Dore è già ammonito, non se la sente l'arbitro probabilmente di estrarre un secondo giallo. Qua era rischiosissimo l'intervento di Dore, capitano del CUS Sassari. Ha rischiato qualcosa, più che qualcosa qua. Augusto Dore. Sarà calcio di punizione guadagnato da Brignone, se ne occupa, c'è Tosi sul punto di battuta. Va da Medda sull'out di destra, ancora Medda. Cerca il fondo, Medda incespica un attimo col pallone, la perde poi, la recupera Piana. Cerca e trova Cabras, gira il pallone Cabras, non c'è fallo secondo l'arbitro, occhio a Caggiari, dentro Caggiari, la palla è per Deriu, occhio al veloce attaccante numero 9, serve Viale, destro di Viale, la grandissima parata di Lai, ancora bravissimo, Alessandro Lai. Riparte l'azione della Sigma, ancora una volta con Medda, non c'è fallo su Medda, può ripartire quindi l'azione del CUS con Saba che viene fermato, Cabras che prova a passare in mezzo a tre con un gioco di prestigio, non c'è fallo, tunnel di Caggiari, prova il destro Caggiari, palla troppo alta. Pericoloso, pericolosissimo tiro di Caggiari, è arrivato dopo un tunnel ad un avversario. Palla che si è spenta comunque troppo alta, riparte l'azione del CUS.
Sarà quindi rimessa per la Sigma Cagliari, se ne occupa Medda. Occhio Masala che svirgola qualcosa qua, allora se ne occupa Pinna del disimpegno. Cabras tocca forse con un braccio, si continua comunque a giocare, no, fischiata l'infrazione da parte di Riccardo Cabras, di Gavino Cabras, scusate. Medda cerca lungo Valluzzi, trova la sponda Valluzzi, ottimo per Brignone, ancora Brignone, mancino di Brignone, cerca Melis, chiuso alla grande da Alzari e quindi riparte il Cus con Viale che serve Caggiari, può manovrare piana, tutto solo nella zona centrale del campo, supera ora la linea mediana, serve De Riu in mezzo alla morsa di 2 difensori De Riu, c'è anche il fischio dell'arbitro, sarà quindi calcio di punizione per la Sigma. Quando siamo al 33esimo minuto, il risultato è di 1-1 per i gol di Melis e Viale. Mette 3 uomini in barriera qui Alessandro Lai, portiere della Sigma, si occupa della battuta del calcio di punizione. Cabras, parte Cabras, va in porta Cabras, non sicurissima qui l'intervento di Lai, che comunque è abbastanza efficace, mette fuori il pallone e evita qualsiasi tipo di rischio maggiore. Sarà calcio d'angolo sul quale va Cabras. L'arbitro non dà il permesso di battere, c'è il direttore di gara a colloquio con De Riu e Tosi, se non sbagliamo. Arriva ora il permesso del direttore di gara per il calcio d'angolo, va Cabras, palla a uscire, stacca Viale dentro, occhio, occasionissima, c'è il gol di Saba, torna in vantaggio il Cus, ha segnato Michele Saba, cassa 2000 numero 11, torna in vantaggio il Cus Sassari, 2-1, ha segnato Michele Saba, festa grande anche per i tifosi giunti qui da Sassari. Arriva ancora una volta su corner, il secondo gol su corner quest'oggi da parte del Cus, ci sarà qualcosa da rivedere per mister Bracciante. Fanno festa grande i tifosi sassaresi. È ricominciata comunque la partita con Medda che serve numero 5 Melis. Ancora il numero 8 Piras che va via molto bene, ancora Piras cerca dentro Valluzzi, tutto solo Valluzzi, alza questo pallone, anche Brignone, ancora Brignone non arriva al tap-in che sarebbe stato vincente a porta vuota. Partita bellissima, adesso non è perfetto il disimpegno di Tosi che prova a recuperare arrivando su questo pallone. Troppo tardi, però sarà rimessa in gioco per il Cus Sassari. Palo laterale per il Cus. Dai Pelle! Muli! È Masala che si occupa della battuta del fallo laterale, lo fa andando a cercare Saba, non è l'ultimo a toccare Saba come poteva sembrare, l'ultimo tocco è di Medda e quindi sarà calcio d'angolo per il Cus. Occhio a questi tiri della bandierina, sembra averli preparati veramente bene Cus Sassari. Ancora una volta va Cabras, batte Cabras, la palla spiove e ancora rischiosissimo l'intervento, qua non esce il portiere Lai, è probabilmente Tosi a mettere fuori per la sua squadra. Stava arrivando Viale sul secondo palo e quindi ancora calcio d'angolo. Va Masala la battuta se non vado errato.
Infatti è così. Pronto Masala con il sinistro, mette dentro Masala, stacca ancora Cabras, vicinissimo al gol del 3-1. Gavino Cabras, ottimo lo stacco del numero 8 della formazione sassarese. Palla che però spiove proprio di fronte al portiere, si spegne al lato. Veramente pericolosa la formazione sassarese sui corner e sui calci piazzati in generale. Calcia lungo a Alessandro Lai. Arriva Saba per primo sulla palla, ancora Saba, combatte Iba e recupera il pallone, ancora Iba, attenzione, subisce il grandissimo ritorno di Saba, non c'è fallo, quindi può ripartire il Cus con Caggiari, ancora Caggiari, pensato al destro per un momento, allarga invece poi per Viale, ancora dentro da Caggiari, Caggiari, tocca il numero 8 Piras in calcio d'angolo, ma preme, è come se preme ora il Cus Sassari. C'è ancora Iba, numero 7, Riccardo Iba, classe 2000 a terra. L'arbitro va a sincerarsi delle condizioni del ragazzo, autorizza l'ingresso dei sanitari. Vedremo se riuscirà a continuare. Riccardo Iba, classe 2000, numero 7 della formazione cagliaritana. Ricordiamo, quando siamo al 40° minuto, il risultato è di 2-1 per le reti di Melis e Viale. Per la formazione del Cus Sassari ha segnato invece, anzi Saba e Viale per il Cus Sassari, ha segnato invece Melis. Occhio però, il calcio d'angolo già battuto. E ancora molto bravo Pinna nella traiettoria, stavolta leggermente alta. La palla che rischiava di spegnersi in fondo alla rete, invece va sopra la traversa. Un minuto di recupero segnalato dall'arbitro. Lungo rinvio di Lai. Occhio però ancora Saba, lotta Medda. È molto bravo e caparbio Medda a portare via questo pallone. Ancora Medda, mette dentro per Brignone, è passato Brignone, occhio al sinistro del capitano della Sigma, ancora Brignone, decide per Iba, occhio a Balluzzi, ha un buon tiro, Balluzzi, tiro smorzato, colpito con la parte anteriore della punta, non ha problemi Silvio Mulas, che mette anche fuori il pallone perché c'è bisogno probabilmente dell'intervento dei medici. Noi andiamo un attimino in pubblicità, torniamo qui fra pochissimo. Siamo giunti quindi al duplice fischio del primo tempo. L'arbitro sancisce quindi la fine della prima frazione veramente divertente. Dopo veramente poco meno di un minuto si è trovato in vantaggio il Cus Sassari sugli sviluppi di un corner calciato direttamente in porta. Aveva pareggiato Melis per la Sigma, è tornata in vantaggio la formazione sassarese con Saba, quindi ci aspetta sicuramente un divertentissimo secondo tempo. Amici di Directa Sport, noi vi aspettiamo qui da Oristano e speriamo che rimarrete collegati con noi. C'è il market vicino, la scuola per i bambini e tutto. Sì, guarda, sono proprio convinta. Aspetta un attimo. Buongiorno, è in cerca di soluzioni? Prego. Allora, vediamo due belle casette per lui. Una sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono due soluzioni indipendenti. Buona giornata. Non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnorete.
Tesalio, Monreale e Barracamanna, il 65% delle transazioni è targato Tecnocard. Mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi il tuo immobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni. Non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rintubato. E se stai pensando di vendere, la soluzione è nei nostri uffici. Noi garantiamo certezza. Tornati in diretta dalla diretta Facebook per Diretta Sport. Siamo qui ad Oristano all'impianto federale Tino Carta, dove si sta giocando la finale regionale per quanto riguarda la fase elite del campionato fra Sigma Cagliari e CUS Sassari. Il risultato al momento sul 2-1 per il CUS Sassari in virtù dei gol per la formazione sassarese di Saba e Viale. Ha segnato il gol del momentaneo pareggio invece Melis Francesco per la Sigma Cagliari. Tutto pronto, lo giocano i cagliaritani nel primo pallone. Lo fanno con Valluzzi, pronto a rimettere in gioco la sfera. Si attende solo il fischio del signor Salva di Alghero, che arriva in questo momento. Subito Sigma in avanti con Medda che serve Piras. Servizio per Brignone, la palla arriva dalle parti di Piras ancora. Buono servizio per De Logu che trova Melis che non riesce nel cambio gioco. La palla comunque torna a Melis. Occhio a Melis, la progressione del numero 9 che va giù in area di rigore, ma non c'è fallo secondo l'arbitro. Ottimo intervento di Alzari che mette la palla in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Sigma Cagliari, se ne occupa il numero 4 De Logu. Parte De Logu col destro, la traiettoria supera per un momento Silvio Mulas, che si lascia effettivamente superare dal pallone, che si spegne sul fondo. Sarà quindi rimessa in gioco per il CUS Sassari con il portiere Silvio Mulas, classe 2000, che si appresta alla battuta. Parte Mulas, il suo rinvio finisce dalle parti di Saba, che prova a tenere in gioco il pallone, lo fa bene servendo Cabras. Può girarsi Cabras, cerca il corridoio per Viale, molto buona la chiusura di Isola. Poi ancora De Riu, però occhio alla velocità del numero 9. De Riu prova a puntare due uomini, De Riu prova a passare, c'era riuscito in un primo momento. Ottima la chiusura di De Logu, è ripartito la Sigma con Valluzzi che mantiene il possesso di palla. Valluzzi, occhio alla palla per Melis, tutto solo Melis, sinistra di Melis, ha pareggiato la Sigma, doppietta di Francesco Melis, 2-2. Era appena iniziato da 2 minuti e mezzo il secondo tempo, un po' come è successo nel primo. Partita che si sblocca ancora, 2-2. Ancora con la doppietta Francesco Melis, il numero 9 classe 2000, trova il secondo gol di giornata, doppietta per lui, è 2-2. E ancora seconda volta che la Sigma recupera il risultato e si porta in pareggio. Stavolta è 2-2, ancora Francesco Melis. È eclatante l'entusiasmo del pubblico
di Fede Sigma qui al Tino Carta di Oristano. Tutto pronto, quindi ricomincia la partita sul 2-2. Cabras, serve Viale, porta palla Viale, prova ancora Viale, serve dietro di sé Alzari, poi Pinna, sbaglia Pinna al tocco per Piana, che è molto bravo a metterci una pezza e a far ripartire i suoi. Con Saba, scontro fisico con Meddala, meglio il numero 2 della Sigma, rischia qua Caggiari, fa fallo il numero 10 dei sassaresi, non c'è bisogno di provvedimento disciplinare e quindi palla Sigma con Tosi, rinvio lungo di Tosi a cercare Valluzzi, la palla cade sui piedi di Brignone, ancora Brignone fermato ancora alla grande da Pinna, che prova a far ripartire i suoi, da Cabras, occhio a Gavino Cabras, ancora tutto destro Cabras, prova ad andare via, ancora Cabras, cerca il fondo, messo giù da Tosi, c'è calcio di punizione per il CUS, fallo di Tosi su Gavino Cabras. Ottima partita del centrocampista numero 8 classe 2000, Gavino Cabras, che si è fatto vedere in più occasioni, ha giocato una quantità veramente enorme di palloni, ora però è rimasto a terra e non sembra esserci bisogno dell'ingresso dei mister dalla panchina. Calcio di punizione per il CUS, se ne occupa Caggiari con il numero 10. Simone Caggiari piazza intanto alla barriera Alessandro Lai, il portiere della Sigma. Aspetta solo il fischio dell'arbitro per la punizione di Simone Caggiari. Sono 5 gli uomini al centro dell'area per il CUS, con un uomo al limite. Parte Caggiari, traiettoria lunga, non arriva Piana e allora Sigma che può riposizionarsi. Occhio però ancora a Piana, che cambia completamente il fronte di gioco. Molto molto bravo Lai qua a metterci il manone. Tocca a Caggiari per ultimo. È stata ottima l'uscita del portiere della Sigma, perché qua il vento ha cambiato completamente la traiettoria del pallone. Lui l'ha toccata sulle gambe di Caggiari. Veramente veramente bravo qua il portiere della Sigma, che si appresta anche a battere il rinvio in questo momento. Palla lunghissima a cercare Brignone, trova invece il difensore numero 4 del CUS, Pinna. Ancora però Iba per la Sigma, che ha recuperato il pallone. Occhio a Brignone, messo giù, c'è il fallo segnalato però dal guardalinee Ladu di Nuoro. Fallo su Brignone, in un primo momento sembrava voler lasciar correre l'arbitro, lo stesso però numero 10 che si occuperà della battuta del calcio di punizione. Parte Nicolò Brignone con il suo sinistro, va dritto in porta Brignone, ci deve mettere i pugni Mulas, non si fida della presa qua Silvio Mulas. Brignone molto molto pericoloso con questi calci di punizione, sempre con un ottimo sinistro. Calcio d'angolo, quindi si occupa De Logu della battuta del corner, va col destro De Logu, la palla rientra ancora una volta però, calcio d'angolo, fotocopia del primo, palla che si spegne oltre la porta di Mulas, stesso Silvio Mulas, portiere del CUS, che dovrà rimettere in gioco il pallone. Salgono i difensori della formazione sassarese, sarà quindi lungo il rinvio da parte del portiere classe 2000. La palla però gira per il vento e sbaglia qua Alzari, la recupera allora Melis, cerca il servizio per Brignone, ci ha messo una pezza a Caggiari. Alzari qua aveva rischiato più che qualcosa. Ancora De Logu, cerca il servizio dentro, libera in qualche modo la difesa del CUS. Occhio ancora a Viale che non riesce a toccare il pallone, allora lo fa Piras per i blu. Occhio a Isola che porta avanti il pallone, Isola, ma c'è la bandierina
l'assistente dell'arbitro alzata, sarà quindi rimessa laterale, il pallone era già uscito. Rimessa laterale in favore del CUS. Andrà Alzari alla battuta del calcio piazzato. Anzi, una rimessa in gioco con le mani. Lo stesso Alzari cerca Viale. Ancora servizio in direzione di Cabras, che ha commesso fallo. Ha commesso sì fallo il numero 8 della formazione sassarese. C'è il primo cambio della partita. Esce Alzari, Cristian Alzari con il numero 2, entra in campo con il numero 14 Marco Dennari. Primo cambio quindi della gara, fuori Alzari, dentro Dennari. Il numero 14 dei sassaresi va a posizionarsi in area per difendere sulla punizione che si appresta a battere Mirko Melis. Va col sinistro Melis, cerca pallone profondo, libera Caggiari. Allora De Logu mette ancora dentro il pallone, occhio perché c'è ancora Melis, tutto solo Melis! La grandissima parata da parte di Mulas non è finita, va Luzzi! Destro troppo alto, ma che occasione ancora sul sinistro di Francesco Melis, già autore di 2 gol quest'oggi, ma veramente da sottolineare l'intervento da parte di Silvio Mulas con il piede, tutto istinto per il portiere del sassarese, veramente veramente bravo qui. Rimessa in gioco quindi dopo il tentativo alto di Valluzzi, parte Mulas che rimette in gioco il pallone per i suoi, la zona di Saba, arriva prima però Ibba che è anche l'ultima a toccare la palla, sarà quindi rimessa laterale per il CUS quando siamo al 10° minuto del secondo tempo, risultato sempre sul 2-2. Occhio ancora Valluzzi che prova a partire, velocissimo Valluzzi, ancora il numero 11, ci sono Melis, c'è Melis dentro, servito Melis, un attimino troppo lungo il pallone calciato da Valluzzi, c'è Viale qua che è andato a terra, non c'è fallo e comunque rimessa per il CUS. Cioè hanno qualcosa da dire ai tifosi qui della Sigma. C'è anche il primo cambio però operato dalla Sigma Cagliari. Il numero 18 a subentrare Enrico Becciu, esce con il numero 7 Riccardo Ibba, tra gli applausi del pubblico, del suo pubblico. Vedremo che posizione andrà ad occupare Enrico Becciu, numero 18 dei cagliaritani, classe 2000, pronto a rimettere in gioco il pallone del CUS. Lo fa con Dennari che cerca Cabras, sbagliato il servizio per Deriu, allora Valluzzi, c'è fallo commesso da Viale, o meglio fischio dell'arbitro, quindi sì, fallo di Viale, sarà Brignone a battere il calcio di punizione per i suoi. Ancora una volta tagliato col sinistro, parte Nicolò Brignone, sinistro che va dentro, libera Piana, occhio ancora al tentativo di Piras, svirgola, però la palla rimane in campo, occhio a Becciu che prova a mantenere il possesso di palla. Con le traiettorie che il pallone sta prendendo quest'oggi era più che giusto il tentativo di Becciu di provare a tenere in campo questo pallone. Sarà comunque rimessa dal fondo per Silvio Mulas, portiere del CUS Sassari. Parte Mulas, lungo ancora con il destro, stavolta arriva Masala che però non riesce a tenere in campo il pallone, quindi sarà ancora una volta rimessa da laterale per la Sigma con Valluzzi che cerca il tentativo per Becciu, la palla rimane in campo, occhio a Becciu, ancora Becciu, tutto solo dentro, cercava servizio per Mulas, anticipato Mulas dall'intervento di Dennari che non ha alleggerito in effetti verso il proprio portiere, quindi poi c'è stata effettivamente la presa di Mulas, quindi vedremo
Sì, ha fischiato il calcio d'angolo l'arbitro, non punizione, quindi è uscita la palla toccata da Dennari, non è riuscito a tenerla in campo Mulas, si appresta a battere il corner Brignone. Parte Brignone col sinistro, ancora la palla che spiove, arriva! Provato il tentativo Tosi, prova invece a uscire ancora il Cus con Dennari, la palla rimane lì, occhio al numero 4 De Logu. Ancora De Logu, cerca servizio per Brignone, che si trovava al momento del servizio del compagno in fuorigioco, così decreta il signor Ladu di Nuoro, e quindi il Cus può rimettere in gioco il pallone, lo fa con Caggiari che serve Viale. Occhio ancora Viale che prova a tenere il possesso di palla, serve Dennari, cerca e trova Caggiari, lunghissimo cambio di gioco di Caggiari, cercava Saba, ha trovato invece Medda che è riuscito ad anticipare l'attaccante sassarese, è anche suo però l'ultimo tocco, quindi sarà rimessa laterale in zona offensiva per il Cus. Palla rinviata, De Logu sbaglia, occhio alla velocità di Valluzzi, occhio alla velocità supersonica di Valluzzi che prova a mantenere il possesso. Ha rischiato veramente tanto qui Pinna sulla velocità incredibile di Valluzzi. Occhio però ancora la Sigma con Melis, è un gigante quest'oggi Melis, ancora Melis steso in area, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore per il fallo di Dennari, si era incuneato in area ancora una volta Francesco Melis, era passato a due avversari, Dennari si è visto costretto a lasciare il gambone, ha messo giù il numero 9 della Sigma, calcio di rigore nettissimo, dobbiamo dirlo. Quindi Melis, partita incredibile, doppietta e calcio di rigore procurato, sicuramente l'arma in più dei suoi. Va Mattia De Logu con il numero 4 contro Mulas per quello che sarebbe il primo vantaggio della Sigma. Parte De Logu, gol di De Logu e va in vantaggio la Sigma Cagliari, ha segnato Mattia De Logu su calcio di rigore, 3-2 Sigma. Che partita stiamo vedendo oggi ad Oristano. Mattia De Logu, classe 2000, si era occupato fino a questo momento di molti dei calci piazzati della sua squadra. Qua si è preso la responsabilità di battere il calcio di rigore e lo ha trasformato, ha portato in vantaggio i suoi quando siamo al 16° minuto. Gol di Mattia De Logu, 3-2. C'è secondo cambio per il Cus. È Federico De Riu a lasciare il campo con il numero 9. Prende il suo posto Matteo Fresu, numero 16. Vedremo che posizione andrà ad occupare in campo Matteo Fresu con il numero 16. Ne è entrato al posto di un oggi opaco Federico De Riu. Sbaglia qua Cabras, sintomo di tranquillità svanita per il Cus. Questo lancio sbagliato da Cabras, può ripartire e per la prima volta gestire o provarci almeno il vantaggio la Sigma. Palla toccata da Valluzzi e quindi rimessa laterale per il Cus. Occhio ancora a Masala che si appresta a battere la terza rimessa laterale in pochi secondi. Stesso Masala cerca e trova Viale che si è spostato in mezzo al campo. Occhio ancora a Cabra, serve Caggiari, la palla va dentro, occhio a Viale, prova a spostarsi il pallone Viale. È stato ancora molto bravo Tosi che ora riparte. Ancora Tosi. Ha recuperato però il pallone il Cus, ma è molto bravo numero 4 De Logu a fermare l'azione. Occhio a Matteo Fresu, appena entrato Fresu prova a portarsi il pallone sull'out di destra, ancora Fresu difende il possesso, serve Dennari che va a sbattere però, ancora Dennari
cerca Brignone di tornare in possesso di palla. Denari l'ha difeso il pallone per i suoi, lo ha lanciato via, però poi è Cabras qua, commette fallo, si agganciano Cabras ed un centrocampista numero 8, Piras, Leonardo Piras della Sigma, quindi calcio di punizione. Quando siamo al 19° minuto il risultato è di 3-2 in favore della Sigma Cagliari. Ancora combatte Cabras in mezzo al campo, in mezzo a due, subisce qua il fallo Gavino Cabras. Questo almeno sancisce l'arbitro, si occupa Piana di battere questo calcio di punizione, servendo Saba. Il pallone va dentro per Viale, occhio a Viale, prova a incunearsi Viale, cerca un tiro sul primo palo deviato, calcio d'angolo. Uno dei più intraprendenti dei suoi, Davide Viale, oltre al gol. Numero 7, classe 2000. Ha giocato un'ottima gara. Va Cabras dalla bandierina. Sono 6 gli uomini a saltare per il CUS. Calcio d'angolo molto alto che addirittura esce dall'area di rigore. Se ne occupa Saba di andare a prendere questo pallone. Passa su Piras. Ancora Saba, prova a entrare in area. Saba riesce a girare per Caggiari. Ha messo fuori ancora una volta Tosi. Partita superlativa del numero 6, difensore centrale della Sigma Cagliari. C'è un altro cambio, sta per entrare il numero 17 della Sigma Cagliari, si tratta di Andrea Pepe. Ed esce il capitano Nicolò Brignone fra gli applausi del suo pubblico, che addirittura dedica un coro. Nicolò Brignone lascia il campo. È pronto al suo posto Andrea Pepe, altro classe 2000. Raggiunge il centro dell'area Pepe. Rimessa laterale in favore del CUS. Se ne occupa Dennari, che serve Cabras, sbilanciato Cabras, palla che rotola semplice fra le mani di Lai, che la fa sua. Lunghissimo rinvio da parte di Alessandro Lai a cercare la testa di Valluzzi. La palla spiove sul destro, tentato da Francesco Melis, che aveva controllato in un primo momento. Ha provato il destro Melis, è in giornata di grazia, magari ha fatto sicuramente bene il numero 9 a tentare verso la porta. Occhio ancora la Sigma però, che non molla un pallone. Occhio al numero 18 Becciu. Mette giù Enrico Becciu, cerca l'imbucata per Valluzzi. È molto bravo Caggiari a capire tutto. Ancora però Melis, che recupera il pallone per i suoi. Serve De Logu, lancio di De Logu a cercare Medda. Ha chiuso però la difesa del CUS con Caggiari, che serve Saba. Ancora Piana, che passa Piana, supera il terzo uomo Piana, ancora Piana, resiste a più di una carica, ancora Piana, serve Viale sulla fascia sinistra. Cross di Viale col sinistro è liberato da Tosi per la Sigma. Sarà quindi rimessa laterale per il CUS, se ne occupa Masala. Quando siamo al 23° minuto di gioco, il risultato ancora sul 3-2 in virtù della doppietta di Melis per la Sigma Cagliari, e il gol su calcio di rigore
di Mattia De Logu. Di Saba e Viale invece i gol per il Cus. Palla fra le mani di Mulas, che è costretto ad avere a che fare con il vento durante il suo rinvio. La palla la difende Becciu su Dennari, sarà quindi rimessa laterale per la Sigma, se ne occupa Isola. Cerca la profondità per il numero 18 Becciu, c'è fallo fiscato dal signor Salva di Alghero su Enrico Becciu. Non è stato regolare il blocco di Dennari, quindi calcio di punizione per la Sigma. Se ne occupa Mattia De Logu, autore del terzo gol. Parte col destro De Logu, palla profondissima, cercava l'inserimento di Tosi che prova a fare sportellate, ha trovato però un ottimo posizionato Saba e quindi sarà solo rimessa dal fondo. Se ne occupa Silvio Mulas, portiere del Cus. Ancora una volta rilancio molto lungo, stavolta supera la metà campo, anzi no, palla ancora fra i piedi del Cus con De Logu, anzi con Masala che prova a mantenere il possesso. C'è un po' di confusione, l'arbitro ha fiscato fallo in favore dei rossi, sarà quindi occhio perché c'è un ragazzo a terra. L'arbitro ferma ancora una volta il gioco, si tratta di Valluzzi, Enrico Valluzzi, miglior marcatore della stagione della Sigma Cagliari quest'anno, numero 11. Gioca veloce il pallone, il Cus lo fa con Caggiari che fa salire e correre Dennari. Cercava il servizio per Cabras, è stato molto rischioso perché Melis aveva capito tutto. Recupera ancora una volta il pallone, però il Cus lo fa con il neoentrato Fresu. Cercava lungolinea Cabras. Cabras è molto bravo a recuperare questo pallone, a tenerlo in campo. Occhio ancora a Fresu. Guadagna il massimo da quella posizione, il calcio d'angolo, prova ancora a crederci il Cus quando siamo arrivati al 27esimo minuto. Calcio d'angolo Cus con Cabras che mette dentro questo pallone, ancora libera la difesa della Sigma. Caggiari, lungo rilancio, ha intercettato però Valluzzi, è costretto a correre indietro Caggiari e a far ripartire i suoi da Dore. Servizio per Dennari, allarga il pallone per il entrato Matteo Fresu. Ancora il numero 16, cerca Caggiari con un pallone troppo corto sul quale Valluzzi in un primo momento aveva provato a incunearsi. Ha vinto il duello fisico, non ha trovato però il pallone. Occhio alla ripartenza ancora una volta stoppata sul nascere da parte di Tosi. E stavolta però prova a partire Medda fino in fondo. Medda, buona la sua cavalcata, fermata però subito dopo il cerchio di centrocampo. Ancora Tosi che calcia via questo pallone, ancora Medda all'inseguimento del pallone contro il capitano Dore, che però riesce bene ad alleggerire per il proprio portiere. Dennari, serve Fresu che fa correre Piana, lancio di Piana a cercare Viale. Ancora Viale, non trova il secondo contatto col pallone. Occhio a Piana, Becciu prova a lavorare su Piana. C'è invece l'errore di Dennari che serve ancora una volta a Becciu che aveva provato ancora ad infilarsi. Poi Pinna, serve Fresu, ancora Dennari, cerca lungo lancio a metà strada fra Viale e Saba, la palla la recupera comunque la difesa della Sigma con un numero da parte di Pinas che va via a metà campo, prova a creare la superiorità numerica, sbaglia però il lancio, ha fatto la cosa più difficile sicuramente il numero 8 Leonardo Piras. Ha sbagliato invece il lancio, un'occasione che poteva essere veramente importante per i suoi. Sarà del Cus la rimessa in gioco quando sta per arrivare il terzo cambio della gara per il Cus Sassari. Entra il numero 17
Andrea Pepe, il numero 17 della Sigma, scusate, era Giovanni Congiu. Chiediamo venia per l'errore. Andrea Pepe sta entrando in questo momento per il CUS Sassari. Quello che è entrato per la Sigma invece, ripetiamo, Giovanni Congiu, numero 17 classe 2000. Becciu recupera ancora il pallone della Sigma, ancora Becciu che prova a lavorarlo di suola. Stavolta però ha capito tutto la difesa del CUS, che riparte con Caggiari, tocco di punta per Caggiari, arriva Pepe. Ancora Pepe appena entrato, serve Caggiari che non trova la palla su Valluzzi, la trova invece, un grandissimo intervento da parte di Pinna, può ripartire il CUS, è rimasto a terra Valluzzi, ancora Fresu, cerca quello che a metà tra un tiro e un cross, Matteo Fresu, non ha problemi a recuperare il pallone Alessandro Lai, portiere classe 2000 della Sigma Cagliari. Lunghissimo rilancio da parte di Lai nella terra di nessuno, dove non c'è nessun proprio compagno. Allora Mulas fa ripartire Piana, lunghissimo lancio di Piana che cercava probabilmente Matteo Fresu. Quando siamo arrivati al 29esimo minuto del secondo tempo, risultato per 3-2 in favore della Sigma. Se ne occupa Isola, Luca Isola si occupa di questa rimessa. Stesso Isola cerca Becciu, arriva invece Piana che però non riesce a rimettere in gioco il pallone, anzi regala la seconda opportunità ad Isola di mettere in gioco il pallone con le mani. Ancora Isola, stavolta cerca Valluzzi, ancora Piana, fanno a sportellate i due, alla meglio il numero 6 dei Rossi che guadagna fallo e prova ancora a crederci il CUS con Dennari pronto alla battuta di questo calcio piazzato. Dennari cerca Caggiari, con la sponda di Caggiari cercava Pepe, occhio però alla palla sparacchiata da parte della difesa della Sigma. Recupera il pallone tranquillamente Mulas. Fresu porta palla ora il capitano Dore, cerca ancora Pepe, prova a mantenere il possesso di palla il CUS, lo fa con l'imbucata da parte di Pepe per Viale. C'è Saba che qua ha rischiato veramente tanto. Enrico Becciu, la gamba del numero 18 era alta, Saba aveva messo lì proprio in quel punto la faccia, giusto a segnare il calcio di punizione. Calcio di punizione veramente interessante sul quale si appresta Caggiari con il numero 10 oppure Piana con il numero 6. Rimane solo Caggiari sul punto di battuta, sono 3 gli uomini in barriera per la Sigma. Dovrebbe tirare in porta da quella posizione Caggiari, vediamo. Arriva adesso il fischio dell'arbitro, parte Caggiari, è un cross invece, ancora Caggiari dentro, è ottimo il servizio per Pepe, dentro l'area, ancora Pepe mette il pallone, ottimo disimpegno da parte di Tosi che mette il testone e riesce a mettere in calcio d'angolo questo pallone. Calcio d'angolo per il CUS, si occupa Pepe, va sul primo palo, la battuta, rischia qualcosa qui De Logu, liberando di testa, però è anche fortunato, riesce a far calamborare il pallone su Saba e quindi quando siamo arrivati al 32esimo la Sigma può approfittare di un rinvio dal fondo con Lai che calcia lunghissimo, cerca Medda, tiene palla Medda in qualche modo da terra, prova De Logu, poi Valluzzi con una finezza aveva superato il proprio marcatore,
Occhio però la palla mantenuta da Caggiari, non c'è fallo secondo l'arbitro. Allora continua l'azione di Piras che cerca e trova Medda con un grande pallone. Qua c'è uno scontro fra Medda e Mulas. Era fallo nostro questo. Sono rimasti a terra i due ragazzi. Si tratta di Mulas e Medda per la Sigma. Non c'è nessun tipo di fallo, quindi sarà rimessa in gioco da parte della Sigma, che tiene il pallone con Becciu. Ancora Becciu, cerca al fondo Becciu, mette dentro il cross. Enrico Becciu, numero 18, entrato in questo secondo tempo, guadagna calcio d'angolo. Corner che si appresta a battere il numero 4 dell'Ogu. C'è Melis vicino al punto di battuta. È proprio Melis che si avvicina a Delogu, gliela passa in effetti Delogu e non è la più rosea delle idee. Occhio ancora al campanile che si alza. Mulas allora può recuperare tranquillamente il pallone e rimetterlo in gioco per i suoi. Quando siamo arrivati al 35esimo minuto, ancora Becciu, Enrico Becciu riesce a mantenere la palla per i suoi con il numero 18. Becciu cerca servizio dentro per Melis. Ancora Melis si fa vedere sempre e comunque là davanti. Masala, serve Fresu. Ancora Fresu, cercava il servizio per Pepe. Palla ancora per il Cus a metà campo. Occhio a Caggiari, cerca l'inserimento per Saba. Occhio dentro l'area, Saba dentro l'area, Saba fino in fondo, Saba mette il pallone. Rischia tantissimo qui la difesa della Sigma. Ancora una volta Tosi. Bravo Micchi! Quando siamo al 36esimo minuto, manca veramente poco alla fine di questa partita. C'è un altro cambio. Scusi, Stanno per entrare con il numero 13 per il Cus. Con il numero 13 Davide Agri. Esce un altro Davide Viale, mentre per la Sigma è il numero 16 Onnis, Alessandro Onnis. Ragazzi, state attenti. Sta per entrare in campo con il numero 16 per la Sigma Alessandro Onnis. Lascia il posto ad Alessandro Onnis, colui che possiamo tranquillamente definire l'uomo chiave di questa gara. 2 gol e un rigore procurato. Stiamo parlando proprio di Francesco Melis con il numero 9. Occhio perché la partita non è ancora finita e c'è un calcio d'angolo in favore del Cus. Se ne occupa il numero 11 Saba, la palla va fuori. Ancora Pepe che è un cross il suo, arriva però Saba, è giudicato in fuorigioco il numero 17 dei Rossi, anche se sembrava in un primo momento essersi disinteressato del pallone. Quando siamo al 37esimo minuto, riparte l'azione del Cus con un numero di Piana a metà campo. Fa ripartire Piana, va dentro per Agri. Ancora Agri, guadagna il fondo Agri,
cerca col sinistro di andare via, un numero incredibile di Agri, ancora Mancino, il cross di Agri, mette fuori Tosi, non è finita però, sta arrivando Masala, non trova il contatto col pallone Masala. Ancora una volta una grande occasione sprecata qua dal CUS. De Logu alleggerisce, anzi Doria alleggerisce per Mulas, sta arrivando Piana che ha corso veramente tantissimo in questa gara, cerca il numero 11 Saba, c'è De Logu, Valluzzi, serve Becciu, occhio a Becciu che cerca l'imbucata per Onnis, ha segnato ancora, ha penetrato Onnis, ha segnato la Sigma, ha segnato Alessandro Onnis, ha preso il posto di Francesco Melis, ci ha messo veramente poco meno di 2 minuti a buttare dentro questo pallone, che significa 4-2 a pochissimi minuti dalla fine. Un'ipoteca veramente seria quella che sta mettendo in questo momento la Sigma. Il gol di Alessandro Onnis, appena entrato il numero 16, diventa protagonista inaspettato di questa finale, segna il gol del 4-2. 4-2 Alessandro Onnis con il numero 16, classe 2000, subentrato veramente pochissimi minuti fa. C'è veramente ancora un giocatore a terra per quanto riguarda il CUS, si tratta, se non andiamo errati, di Masala, è rimasto a terra da quando ha provato la conclusione. Vesalio, Monreale e Barraccamanna, il 65% delle transazioni è targato Tecnocard. Mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi il tuo immobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni, non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rentubando. Se stai pensando di vendere, la soluzione è nel nostro ufficio. Noi garantiamo certezza. Siamo tornati in diretta e il gioco non è ancora ripreso dopo il gol del 4-2 di Alessandro Onnis, ricordiamolo, il numero 16, subentrato veramente pochissimi minuti prima di siglare il gol del 4-2. Ricordiamo che sta per arrivare un doppio cambio tra le fila del CUS, entra il numero 15 Maninchedda, esce il numero 5 Dore, entra anche il numero 18 Pinna Gabriele Pinna, che probabilmente si posizionerà al posto di Masala, che è rimasto fuori vicino alla recinzione, non continuerà, cioè è finita qui la partita di Masala. Sta anche per entrare il numero 13 Federico Grosso per la Sigma Cagliari a lasciare il posto al numero 13 sarà il numero 2 Gianmarco Medda, autore di una grandissima partita, è stato un treno su quella fascia destra Medda, veramente bravo il terzino cagliaritano. È ripartito il gioco però con Pepe che cerca servizio per Fresu, c'è niente da fare perché l'intervento di Valluzzi è ottimo, la palla va fuori e sarà rimessa laterale. Ancora Dennari, cerca Caggiari, arriva prima però Pinna, Valluzzi tocca ancora il pallone su Pinna, sarà rimessa laterale affidata stavolta a Maninchedda, palla per Piana che cerca il numero, lo trova solo a metà, ancora Piana, rischia qua di perdere il pallone sul neoentrato Grosso, invece mantiene il possesso e serve dentro uno dei suoi. Si trattava di Pepe che non è riuscito ad agganciare il pallone, allora Dennari cerca Fresu, trova invece Piras che mette ancora in fallo laterale, ancora Dennari alla ricerca
di un servizio per i compagni, la palla spiove infine al centro, c'era una sola maglia rossa dentro l'area, si tratta di Michele Saba che non è riuscito a far suo il pallone. Allora riparte la Sigma con il numero 16 Onnis, c'è ancora la corsa di Valluzzi che riesce a infilarsi fra i difensori. Valluzzi è uscito alla grande, Mulas ha anche perso per un attimo il controllo del pallone, occhio però perché non è finita, ancora Onnis prova a farsi sentire col fisico ed è anche l'ultimo a toccare Onnis, veramente un ingresso importante il suo. Oltre al gol anche tanta corsa e caparbietà, tutto ciò che serviva a questa squadra. Pronto Silvio Mulas al rinvio, trova però un giocatore della Sigma che lancia Onnis, ha chiuso però Pinna. Ancora Tosi mette fuori dal proprio range questo pallone, lo fa calciando il più lontano possibile fra le mani di Mulas. Caggiari cerca il servizio per Pepe, trova invece ancora un ottimo Tosi. Ancora Caggiari, si appoggia al proprio portiere. Valluzzi non ha smesso un attimo di inseguire gli avversari per tutti gli 80 minuti. Ancora Piana, mette dentro il pallone per Piana, cercava sicuramente Saba, è uscito però alla grande il portiere Lai un attimo prima che Saba potesse arrivare a colpire il pallone. Ancora Maninchedda, cerca dentro la terra di nessuno, mette fuori il pallone grosso, riparte il Cus con Pinna, cerca ancora Maninchedda, la palla rimane lì un attimo per Pepe, è l'ultimo a toccare il numero 17 Andrea Pepe. Non si aspetta altro che il fischio finale qua sugli spalti, almeno per quanto riguarda i tifosi del Sigma Cagliari, che sono in trepidante attesa. È tutto pronto per la rimessa di Lai. Arriva in questo momento ma non arriva almeno insieme al triplice fischio, c'è ancora da giocare. Ricordiamo che la partita si trova sul 4-2 in questo momento in virtù del gol di Onnis appena entrato. Occhio a Saba che non trova il numero su Isola, che lo chiude bene. Occhio però ancora, è andato a terra Becciu. È andato a terra Becciu nel contrasto con Maninchedda. Sarà quindi ancora calcio di punizione per la Sigma. Non si aspetta veramente altro che il fischio finale dell'arbitro qua sugli spalti. Parte Becciu. Il numero 18 Enrico Becciu si appresta lui a battere la punizione. È arrivato il fischio dell'arbitro, parte Becciu, è un cross per Valluzzi. La palla è anche buona, occhio a Valluzzi che riesce a mantenerla in campo. No, non è così secondo il direttore, secondo l'assistente dell'arbitro Ladu di Nuoro. E allora Mulas che rimette in campo il pallone per Maninchedda. Ma non c'è più tempo, è finita! E la Sigma Cagliari Allievi è campione regionale 2017. Vince la finale per 4-2 contro un ottimo, bisogna dirlo, Cus Sassari, arrivato qui contro ogni pronostico. 4-2 in virtù delle reti della doppietta di Melis. Il gol sul calcio di rigore di De Logu e la chiosa finale sul match posta da Alessandro Onnis. Sono stati di Fiale e di Saba i gol invece per il Cus Sassari. Siamo qui quindi a festeggiare la vittoria della Sigma, vittoria arrivata alla fine di un campionato giocato ad alti livelli, chiuso come secondi del girone ma meritatamente come campioni regionali. Festeggia alla grande il mister Bracciante insieme a tutti i suoi ragazzi, bisogna dirlo, meritatamente, ma veramente
complimenti a tutti i ragazzi del CUS che ce l'hanno messa veramente tutta, si sono presentati quest'oggi qui giocando veramente un buon calcio, la squadra di mister Ribichesu si merita veramente tutti gli applausi del caso. Comunque i campioni sono i ragazzi di Bracciante, la squadra del Sigma Cagliari si conferma ancora campione in formazione allievi. Tutto pronto per la corsa verso la curva dei campioni regionali 2017. Per quanto riguarda la categoria allievi, stiamo parlando della Sigma Cagliari, campioni regionali. Vi lasciamo all'applauso del pubblico. Noi andiamo in pubblicità. Compro quel divano là, c'è il market vicino, la scuola per i bambini e tutto per... Sì, guarda, sono proprio convinta. Aspetta un attimo. Buongiorno, è in cerca di soluzioni? Prego. Allora, noi abbiamo due belle casette per lui. Una sta in via Genova, l'altra sta in via Campania. Siamo qui ancora in diretta da Oristano, dove stiamo assistendo ai festeggiamenti per la vittoria del campionato regionale da parte dei ragazzi del Sigma Cagliari, che si proclamano campioni della fase elite del campionato regionale del 2017. Tutti i complimenti sono per loro in questo momento, per tutti, per tutto lo staff, per il mister Bracciante, per il presidente Cossu, che ha da poco rilevato la società. Il pubblico qui è in fremito per la vittoria della Sigma, vittoria bisogna dire meritata, dopo aver giocato una partita veramente bella, bellissima, essendo stati in svantaggio 2 volte, recuperato caparbiamente entrambe le volte della Sigma, si trova a festeggiare quindi il titolo di campione regionale dopo aver vinto per 4-2, lo ricordiamo, la partita contro il CUS Sassari. Classiche foto di rito e consegna del trofeo da parte dei funzionari dello stadio di Oristano. Ecco qui gli applausi per i secondi qualificati, la squadra del CUS. Premiato il capitano del CUS con la coppa che vale il secondo posto. Meritati gli applausi per il CUS. Arriva invece in questo momento la premiazione per i ragazzi della Sigma, che lo ricordiamo sono i campioni regionali del 2017 nella categoria allievi. Sono loro, questi ragazzi qui, sono i migliori 11, anzi 18 che la Sardegna possiede in questo momento per la loro leva. Vi lasciamo un attimo e andiamo a cercare il presidente Pasquale Cossu per una piccola intervista, quindi un attimo di pubblicità, torniamo veramente fra pochissimo.
Vesalio, Monreale e Barracamanna, il 65% delle transazioni è targato Tecnocard. Mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi il tuo immobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni. Non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rintubato. E se stai pensando di vendere, la soluzione è nei nostri uffici. Noi garantiamo certezza. Guarda, sono proprio convinta. Aspetta un attimo. Buongiorno, è in cerca di soluzioni? Prego. Allora, noi abbiamo due belle casette per lui. Una sta in via Genova, l'altra sta in via Campania. Sono due soluzioni indipendenti. Buona giornata. Non affidare che è il tuo istinto, ma entra in Tecnored. Presidente, salve. Ci racconti qual è la soddisfazione in questo momento nel vedere i suoi ragazzi festeggiare la vittoria del campionato regionale? Una vittoria importante perché la squadra è molto equilibrata, molto forte e perché merita di aver vinto questo titolo. Secondo me è un organico molto attrezzato, soprattutto lì davanti abbiamo dei uomini che fanno la differenza. Oggi però ha vinto il gruppo, ha vinto perché oltre ad aver fatto gol il solito Melis che è il nostro capocannoniere, anche un centrocampista, in più devo dire la verità che stasera ho visto i ragazzi carichi, gliel'ho chiesto anche perché stamattina abbiamo preso una delusione con la sconfitta dei giovanissimi ai rigori, secondo me immeritata perché anche i giovanissimi è la squadra che gioca a calcio veramente, quindi devo fare un elogio al mister Nicola Moi e anche ai miei ragazzi. Questi allievi, che dire, è una squadra importante, per quanto mi riguarda farò di tutto per tutelare questo gruppo dei 2000, farò di tutto per far sì che i migliori vadano in squadre importanti, abbiamo già diverse richieste e cercheremo di fare di tutto per poterli piazzare al meglio. Devo complimentarmi con il mister Gaetano Bracciale che ci ha creduto fino all'inizio. Devo fare i complimenti al direttore sportivo Gian Lorenzo Zedda, che vedrai dopo, che è una persona veramente professionale, professionista, che ha dato un tocco di qualità a questa società. Per quanto mi riguarda cercherò di portare questa società storica al massimo livello regionale come oggi e cercheremo di far bene anche a livello nazionale. Sono sicuro che anche a livello nazionale ci togliamo delle belle soddisfazioni perché questo gruppo, ripeto, è molto importante ed è un gruppo che farà parlare di sé. Grazie Presidente. Qual è secondo lei il merito che ha mister Bracciante in tutto questo, nel successo dei suoi ragazzi? Ha un grosso merito perché, come tu ben sai, io ho rilevato società a febbraio ed erano completamente in una situazione molto disastrata a livello proprio interno, organizzativo. Quindi per quanto mi riguarda essere entrato, aver visto questi ragazzi molto demotivati, gli abbiamo dato di tutto, abbiamo fatto riunioni su riunioni, abbiamo cercato di compattare il gruppo perché loro, come ben sai, nel girone di elite erano sempre secondi o terzi, addirittura quarti, quindi hanno creduto in tutto. Gaetano ha tenuto un gruppo importante, ha saputo motivare i 3 o 4 giocatori perni che circa un mese fa hanno anche litigato tra di loro, quindi ha un grande merito e una soddisfazione aver vinto questo titolo regionale. Quanto sarà divertente andare fuori in continente a giocarsi ancora sempre alla ricerca di un nuovo titolo? Ma guarda, mi sa che stavo parlando adesso col presidente regionale, con Gianni Cadoni, che mi stava spiegando che per quanto riguarda gli allievi forse potrebbe essere andata e ritorno. Con andata e ritorno, con una squadra secca, secondo me ce la possiamo giocare, anche perché in casa noi siamo abbastanza competitivi, campo stretto, campo piccolo, abituati a giocare lì, quindi possiamo fare la differenza. Ora vediamo se dobbiamo incontrare Lombardia o Piemonte e vedremo come giocarcela fino alla fine sicuramente. L'importante è tenere alti i nomi della Sardegna, i nomi di Cagliari come capoluogo calcistico e isolano e sicuramente ce la metteremo tutta per far sì che si vada avanti il più possibile. Grazie mille al presidente Pasquale Cos e complimenti per la vittoria. Siamo qui con il direttore sportivo della Sigma Cagliari, uno degli artefici di questo trionfo. Cosa ne pensa di questi ragazzi del 2000? Ma intanto siamo contentissimi per il risultato ottenuto. Adesso andiamo avanti, finisce qui la fase regionale, ma adesso la prospettiva è di riuscire a ottenere dei buoni risultati nella fase nazionale. La squadra è una buona squadra, questo potrebbe essere l'anno buono per un buon proseguo a livello nazionale. Grazie mille. Grazie. Al direttore.
Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.